Buonasera, buonasera al pubblico, buonasera agli intervenuti. Sono Davide Fregona, il direttore artistico del Concorso Pianistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia. Vi do il benvenuto, siamo in diretta streaming e sarò affiancato da Valentina, che accoglierei con un caloroso applauso. Buonasera a tutti, benvenuti a Sacile, all'evento di gala esclusivo del 26esimo Concorso Pianistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia. È un concorso biennale. Questo di oggi è l'evento conclusivo della prima fase del concorso. Quella di questa sera sarà un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile, circondati da ospiti di eccezione, intrattenimento raffinato e momenti di autentica eleganza. Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno consentito di realizzare questo evento e in particolare la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Sacile, la Fondazione Friuli, Fazioli Pianoforte, partner tecnico del concorso, la Banca di Credito Cooperativo Pordenone e Monsile. Il più caloroso applauso è dedicato a voi, pubblico presente in sala, e a quello che ci sta seguendo in diretta streaming. Ecco, alcune parti le tradurremo in inglese per il pubblico in streaming che ci sta seguendo dall'estero naturalmente. Quindi good evening everyone and welcome to Sacile for the exclusive gala event of the 26th Friuli Venezia Giulia International Piano Competition Biennial Edition. Tonight will be a unique opportunity to experience an unforgettable evening, surrounded by distinguished guests, refined entertainment, and moments of true elegance. We would like to thank all those who made this event possible, in particular the Friuli Venezia Giulia region, the municipality of Sacile, the Friuli Foundation, Fazioli Pianoforti, technical partner, BBC Pordenone and Monsile. Our warmest applause goes to you, the audience here in the hall, and to those following us via live streaming. Bene, prima di iniziare abbiamo qui presente l'assessore alla cultura del comune di Sacile, anche lui musicista, Ruggero Spagnol, che porterà il saluto della città. The Councillor for Culture of the Municipality of Sacile, Ruggero Spagnol. Buonasera a tutti e naturalmente bentrovati a Palazzo Ragazzoni, il bentrovato è a voi e anche, come ha detto il maestro Davide Fregona, che saluto al pubblico che ci segue da casa e attraverso tutte le forme di dispositivi tecnologici. Naturalmente da parte mia quello che è con grande piacere il saluto della città di Sacile, dell'amministrazione tutta e del suo sindaco per questa vera serata di gala che chiude sì una prima fase del concorso, ma che apre le porte e le spalanca a ciò che vedremo anche il prossimo anno. Sacile è stata in questa settimana davvero un centro nevralgico di musica di qualità di tanti e tanti giovani che hanno scelto questa città, e questo concorso, che non mi stancherò mai di dire, rappresenta un'occasione unica per tutta la nostra città, per tutta la nostra regione e davvero per l'intero panorama musicale, perché sa mettere al fuoco quelli che sono gli obiettivi: puntare su giovani, talentuosi, aperto al mondo in una dimensione davvero molto ampia. Molti erano i paesi di provenienza di questi ragazzi, le loro storie musicali. Saluto anche la giuria tutta che ha lavorato a Sacile, spero si sia trovata bene, si sia sentita accolta, e per conto della giuria porto il saluto in particolare alla professoressa Anna Kravchenko, che hanno operato, lei e tutti loro, in questi giorni a Sacile. Grazie davvero del vostro ruolo. Chiederei anche a loro un applauso. E infine davvero la grande sorpresa, l'interesse, la curiosità di conoscere i 6 finalisti che poi rivedremo il prossimo anno,
pur sapendo che sono stati 6 selezionati, ma c'è e resterà tanta qualità che queste sale, i giurati e voi anche pubblico avete visto, segno di un percorso svolto dall'associazione PianoFVG molto intenso, che guarda al dettaglio e alla cura dei dettagli, puntando davvero a continuare a far crescere questa manifestazione in una dimensione internazionale e che è impreziosita da questo bellissimo strumento prodotto a Sacile che è alle nostre spalle, e nel salutarvi chiedo anche a questo strumento un grandissimo applauso. Buona serata a tutti, viva il concorso! Grazie Assessore, mi fa piacere sapere che l'Assessore resterà qui con noi per tutta la serata. I now give the floor to the artistic director, Davide Fregona, who will present the artistic program of this edition of the competition. Ora continuiamo in italiano e quindi Davide voglio chiederti, direttore artistico di PianoFVG, come sono andate le prove questa settimana? Allora, devo dire che sono andate straordinariamente bene perché abbiamo rischiato molto, continuando a proporre un concorso in presenza, diversamente da quello che tutti gli altri concorsi fanno, dove la prima fase viene svolta attraverso l'invio di una videoregistrazione. E quante sono state quindi le prove? Le prove in questo caso sono state 2. Nella prima prova abbiamo ammesso tutti i pianisti che hanno fatto richiesta da 20 paesi nel mondo e si sono cimentati in questa sala davanti alla giuria in una prova molto difficile che include obbligatoriamente uno studio di Chopin, e questo già è un elemento di base che solo i migliori pianisti del mondo possono suonare davanti a una giuria, perché dura 3 minuti e mezzo e rappresenta delle difficoltà tecniche e musicali molto elevate. Un preludio di Debussy, quindi un impressionista francese, dove il pianista deve mettere in gioco tutte le sue abilità di questo genere. Per tutti una sonata di Scarlatti, questo meraviglioso compositore italiano, e poi un programma a libera scelta, raggiungendo il tempo di 20 minuti. E quindi qual è stato il livello di tutti i concorrenti che si sono cimentati nella competizione? Allora, il livello, ho detto, è molto alto, poi solo a 12, Valentina, sono stati ammessi alla seconda prova, che è iniziata giovedì mattina. Questa prova era di 45 minuti, includeva obbligatoriamente una sonata delle 32 di Beethoven, un brano composto dopo il 1900 e un programma a libera scelta. Molto interessante in questa prova è anche il fatto che abbiamo scelto, grazie alla compagnia dell'Anello che è qui ben rappresentata, di inserire nella programmazione un brano di un compositore scomparso qui di Sacile ormai da oltre 10 anni, che è Giuseppe Molinari, e che sentiremo questa sera, perché sentiremo suonare anche il vincitore del premio. Non sveliamo troppo adesso, direi, Esatto. però vorrei. Il livello è molto alto. Ecco, infatti è stato molto bello ascoltare tutte le prove, tutta la settimana, musica dalla mattina alla sera, è stato veramente intenso. E io voglio ringraziare la nostra meravigliosa giuria, capitanata e presieduta da Anna Kravchenko, alla quale chiederei di alzarsi e Muriel Chemin Dalla Francia, Hong Fu, dalla Cina, Giuseppe Andaloro Italia, e il maestro Pavel Gililov. Adesso Bene. darei la parola alla musica. Dopo tante parole, la musica, che parli la musica. che dai. parli la musica. Come verrà strutturata, Valentina, questa parte del concerto? Trattandosi di un concorso, la giuria ha deciso chi e cosa suonare nel tardo pomeriggio, pertanto non c'è un programma di sala, non lo si fa mai, ma ogni volta che uscirà il pianista con
il repertorio che eseguirà noi lo presenteremo. In questo caso? In questo caso abbiamo il premio speciale Molinari, che adesso annuncio in inglese. The Molinari Special Prize for the Best Performance of the Prelude Mnemes, opera 2 by Giuseppe Molinari, è stato assegnato, is awarded to Yuan Jintong. Cina. Accogliamolo con un applauso. Bene, passiamo ora dalla Cina all'Italia e in questo caso la giuria ha ritenuto di far eseguire dei brani anche ai finalisti. Normalmente si fanno, c'è l'esecuzione dei premi speciali. Si esibisce Alessandro Artese che esegue.
la pianosonata numero 5, opera 53 di Alexander Scriabin. Grazie e buon ascolto.
Bene, la serata prosegue, avremo un bel crescendo anche di performance e devo dire la verità, anche per lasciare un po' di respiro tra un concorrente e l'altro, che i pezzi che sentirete anche verso la fine sono molto acrobatici, ma tutta la musica che sentite questa sera
secondo la mia esperienza, perché un po' il mondo l'ho girato, difficilmente potrete risentirla. Adesso E adesso il premio speciale Beethoven. So the Beethoven Special Prize for the Best Performance of Sonata number 21, Waldstein, Opera 53, by Ludwig van Beethoven is awarded to Sherry Lun. Cina, Hong Kong. Prego.
And now, the finalist, Jae-yoon Lee, performing Andante spianato e Grande polacca brillante, opera 22 by Frédéric Chopin from South Korea. Buon ascolto.
Eccoci Valentina. Bene, ora si avvicenderanno alla tastiera gli ultimi due, diciamo concorrenti ma pianisti della serata. E avremo il piacere di ascoltare appunto adesso il premio 900 e quindi the 20th Century Special Prize, un premio speciale for the performance of Gargoyles, opera 29 by Lowell Lieberman, un compositore americano, ed è stato assegnato, is awarded to Tomasz Marut dalla Polonia, from Poland. Bene, un polacco, bene, buon ascolto e buona visione.
Eccoci, grazie. Adesso potete applaudire anche un po' di più, voglio dire. Io con i ragazzi, Ascoltiamo. con i ragazzi, e la Francesca Fracasso ne è testimone, faccio anche nelle scuole le prove applausi, quindi al mio via voglio sentire un applauso, ma di quelli veramente importanti. 3, 2, 1, via! Scusatemi. Questo lo considero un riscaldamento. Bravi. Ripetiamo, cioè dovete andare a casa senza voce. 3, 2, 1, via! Bene. La parola a Valentina. E adesso la finalista dalla Croazia, Mia Pečnik, che suonerà la Dance of the Baroness by Frano Parac. Prego. Buon ascolto.
Eccoci, quindi quasi verso la conclusione di questa serata e che spero sia stata meravigliosa per voi ascoltare questa musica stupenda da giovani musicisti provenienti da tante parti del mondo. Pensate, 70 pianisti si sono esibiti su questo pianoforte in questa settimana e sono arrivati a 12 e sono arrivati a 6 e adesso li comunicheremo. Però come vedete sono da sola in questo momento, non c'è il mio compagno di avventura, nonché direttore artistico Davide Fregona, che in realtà l'ho visto un pochino preoccupato e serio e dietro le quinte, quindi adesso io vorrei chiamarlo qui con me perché ci spieghi un attimo cosa sta succedendo. Davide, vuoi raggiungermi qua per favore? Facciamogli un applauso di incoraggiamento per favore. Scusate, vado a vedere dove... vieni qua, Davide, che succede? Niente. Ti vedo preoccupato. No. Un po' serio. No, è sei tutto serio? normale. No. Va bene. No, Se lo dici tu. no, volevo dire, lo dico qui davanti all'assessore, ogni cosa a suo tempo. Quindi? Io quest'anno anche scriverò un libro sulla mia carriera, sulla mia storia della musica e penso che come ogni cosa uno debba ritirarsi, sono un po' commosso. Sì, ecco perché ti vedevo così strano dietro le quinte. Sono 30 anni che faccio questa cosa e quindi credo sia, come in tutte le cose, non utile che uno continui in eterno a fare siamo un po' basiti. Musicali. Non l'ho detto nessuno, neanche i miei collaboratori, quindi... No, infatti non ti vedevo un po' strano dietro. Vabbè, è una decisione che ho preso e... Hai preferito comunicarla davanti al pubblico? L'hai tirata fuori tu. Sì, l'ho tirata fuori io perché... Comunque guiderò il concorso fino al 2026 perché tutte le attività correlate e quindi non è che lascio così, insomma. Ma scusate, e allora scusa, in tutto questo tu lasci, ma lasci così? No. Siccome è una cosa che ho elaborato nel tempo, c'è già anche una persona pronta a subentrare al mio posto. Tra l'altro alcuni la conoscono, non lo sapevano, ma l'hanno conosciuta anche in questi giorni. Durante questa settimana? Sì. E possiamo sapere chi sia? Beh, guarda, è qui. Lo chiamiamo? Lo possiamo chiamare, accogliamolo con un applauso, ecco il mio successore. Che si presenti il successore! Scherzetto. Bene, dai, bisogna anche un po' di senso dell'ironia. Grazie Elia, adesso puoi restare ancora qui. Proseguiamo invece con la serata. Bene, proseguiamo con la consegna degli attestati e dei premi. E dunque, procediamo con il premio speciale Molinari, quindi Molinari Special Prize for the Best Performance, per la migliore performance of the Prelude Mnemes, opera 2, awarded by Compagnia dell'Anello of Sacile, to Yuan Jin Tong, che pregherei di venire qui da noi, presented by Arnaldo De Vito, rappresentante della Compagnia dell'Anello, representing Compagnia dell'Anello. Thank you. Facciamo entrare la premiata, il premiato, scusate. Yuan Jin Tong. Ni hao. Arriva dalla Cina, Sono 10 ore di volo, però è qua. Dovete guardare lì. Fotografia, guardate là, grazie. Grazie mille. E adesso procediamo. Benissimo, con il premio speciale Beethoven for the best performance of Sonata number 21 Waldstein, opera 53 by Ludwig van Beethoven to Lun Sherry e Sherry Lun, presented by, quindi consegna il premio Muriel Chemin. Prego, membro della giuria. Bienvenue. E preghiamo Sherry Lun, Hong Kong. Vi voglio ricordare la provenienza anche dei nostri candidati.
che sono arrivati a Sacile. Eccola, Sherry Loon, complimenti, congratulations. E ora prego la fotografia. Grazie, grazie Jacqueline, meravigliosa la nostra Valletta che consegna i fiori. Grazie, thank you so much, xie. E adesso procediamo quindi con la prossima consegna del premio speciale 900, quindi the 20th Century Special Prize for the Best Performance of a Piece Composed After the 20th Century. In the 20th Century, tu al polacco Tomasz Marut. Consegna il premio Giuseppe Andaloro, presented by Giuseppe Andaloro. Thank you. Adesso fotografia. Guardate là, guardate lì. Grazie mille. E adesso Elia, sai cosa dobbiamo fare? No, infatti. Adesso Elia, noi dobbiamo annunciare i nomi dei 6 finalisti che quindi da 70 sono arrivati a 12 e oggi sono arrivati a 6, che vedremo il prossimo anno esibirsi sul palcoscenico del teatro. Bravo, dal numero 1 al numero 6. Annunciamo il numero 1? Sì. Vai. Artese Alessandro. Un applauso, prego. Alessandro che avete appena visto esibirsi. Qui. E poi abbiamo Bevilacqua Domenico. Bevilacqua Domenico, un applauso anche a Bevilacqua Domenico. Poi ci raggiungeranno sul palcoscenico. Questi sono più difficili, li dico io. No, lo so dire. Li sai dire? Le Jaeyon. Bravo, Lee Jaoyon, che abbiamo visto prima esibirsi. E poi Loon, Sherry, Hoi Ching. Un altro applauso. Marut Tomasz. Marut Tomasz. Dalla Polonia, che abbiamo appena visto esibire. E l'ultimo, ma non per importanza, Pecznik Mia. Ecco i 6 finalisti che vedremo sul palcoscenico il prossimo anno del Teatro Zancanaro. Benissimo, allora adesso noi usciamo e lasciamo il palcoscenico al direttore artistico, Davide Fregona. Bene. Eccoci qua. A breve abbiamo completato tutta la parte ufficiale e potremo recarci giù a basso dove c'è una cosa molto bella per tutti, per fare un degno brindisi alla conclusione della prima fase del concorso. Chiamerei qui in questo momento quindi i 6 finalisti che sono già stati annunciati. Prego, entrate. Mia Peknic per prima. Già li conoscete. Tutti e 6 finalisti qua. Bene. Thank you. Ci sono anche dei fiori che adesso Jacqueline, la nostra collaboratrice, porterà. Eccoci. Fermati qua, Jacqueline, mettiti qua. Adesso noi abbiamo anche delle fotografie da fare che sono un momento di ufficialità e chiamerei quindi in conclusione anche gli altri premiati, se c'è il primo, quello che ha vinto il premio Molinari. Ecco, accogliamolo anche lui con un applauso, anche se ci dovrà lasciare perché non lo vedremo in finale. Ecco, qui con me adesso chiamerei anche nuovamente la giuria, partendo dalla sinistra, il maestro Pavel Gilinov. Please come here per un applauso finale. Mettiti qua, Jacqueline. Fu Hong dalla Cina, come here, please. Il maestro Andaloro, Italia. Muriel Chemin dalla Francia. E il nostro presidente di giuria, Anna Kravchenko. Tra gli ospiti, quindi faremo la foto di gruppo
Abbiamo il privilegio di avere l'assessore alla cultura Ruggero Spagnol, prego, accogliamolo qui, facciamo le foto anche con lui, dobbiamo stringerci, vieni un po' più avanti tu, noi ci mettiamo qua, prego Ruggero. Abbiamo il presidente della FIDAPA, la dottoressa Cristofori, accogliamo anche lei con un applauso, e in rappresentanza della compagnia dell'Anello Arnaldo De Vito, grazie. Io ho a memoria, ormai li conosco tutti, però desidero, poi ci sarà un saluto finale, desidero anche ringraziare tutto il pubblico. Ecco, i fiori e le giurate li avrei chiamati, diamo i fiori ai 3 componenti della giuria, Fu Hong. Bene, abbiamo anche un fiore. Abbiamo anche ulteriori fiori, volevo chiamare la Valentina ma lei si muove velocemente. Facciamogli un applauso perché ha lavorato tanto e ha portato tanta energia a tutti noi in questi giorni. Eccoci qua Valentina, grazie. Adesso chiamerei qui con me tutti i miei collaboratori, a partire dalla Carolina che è da qualche parte che sta lavorando, alla Anna Cipolat, poi abbiamo il Luca Di Varmo che non so se si può distogliere dal lavoro di regia, abbiamo il tecnico Federico Furlanetto che è ancora impegnato nella diretta streaming, Lorenzo Lamagna col suo staff che fa tutto lo shooting delle cose e penso di aver citato tutti, chiamerei qui anche, perché io ho una luce che Maria Teresa Biason che la vedo qui davanti, mi sembra che sia qua, dell'Ufficio Cultura, insostituibile per tutti noi, sempre presente con tutta la giuria. Non vedo Carolina in questo momento e la Anna, le rinnovo l'invito a presentarsi qui con noi, e anche alla Jacqueline, l'Anna Cipolat. Bene, adesso noi restiamo qui per ulteriori fotografie. Ovviamente saranno gli specialisti che ci diranno come farle. Vi auguro buona serata, lascerò poi la parola a Valentina, ricordandovi che nel 2026, però non più in questa prestigiosa sala, ma al Teatro Zancanaro di Sacile, tutti rivedremo questi 6 pianisti e li ascolteremo in un recital, sempre al Teatro Zancanaro, e tutti poi si cimenteranno con l'Orchestra Sinfonica Regionale del Friuli Venezia Giulia con un concerto che prepareranno durante quest'anno. Adesso voi liberamente potete anticipare il nostro arrivo perché noi abbiamo degli impegni fotografici al piano inferiore e noi vi raggiungiamo a brevissimo per fare un brindisi tutti insieme. Abbiamo scelto, cerco di non essere troppo lungo ma sono tante le cose da dire, di presentare una carrellata di prodotti regionali accompagnati da ottimi vini e poi ci saranno tante sorprese, al termine dei quali con la giuria taglieremo la torta che è fatta a forma di pianoforte e concluderemo degnamente questa prima puntata di PianoFVG. Lascio le conclusioni a Valentina. Grazie mille Davide, thank you very much to everybody for participating to this event e lasciatemi ringraziare Davide per avermi scelta come sua compagna di viaggio in questo bellissimo evento internazionale che arriva sempre a Sacile e anch'io, essendo sempre nel mondo, sono felice di tornare a casa e trovare il mondo anche a casa mia e quindi grazie Davide perché ogni volta che noi facciamo musica e ascoltiamo musica ci rendiamo conto che la musica unisce i popoli, unisce le culture, crea pace. Ecco, se il mondo forse fosse aiutato di più, ai musicisti venisse data la possibilità di affiancare di più le istituzioni, forse ci sarebbero meno guerre. Per cui viva la musica e viva la pace. Ecco, non vogliamo dimenticare nessuno, devo reintervenire per ricordare anche la preziosa presenza di Lorenzo, che è qui in fondo, non so perché non sono venuti qua, ma li saluterete dopo, e anche Federico, e anche Federico Cautero, che lo vedete lì, poi lo conoscerete meglio a basso, che si è occupato di tutta la scenografia
bellissima che abbiamo potuto vedere qui a trasformare il palazzo. Bene, vi raggiungiamo a basso, affrettatevi e tra 2 o 3 minuti siamo lì con voi. Grazie.